in ogni caso taglio. Stiamo già registrando. Stiamo già registrando. Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash di Hildegarda e Maria Tomenziano. Oggi siamo qui per presentarvi una chicca che potete acquistare nel nostro sito che vedete qui sotto, hilde-garda.com, che è il nuovo sito della nostra Hildegarda, in cui ogni giorno ci sono dei piccoli approfondimenti nel suo blog, cioè nel nostro blog, e chiaramente prodotti che possiamo mettere. Faccio la valletta? Valletta, ma non ho la minigonna, va bene lo vabbè, va stesso. bene lo stesso, Hilde. Racconta un po' te, Hilde. Allora, intanto vi presentiamo questo lavoro che è pieno di strumenti comunque tecnici, pratici, ma che affrontano la prospettiva del rapporto che abbiamo col denaro, quindi con il flusso della prosperità e dell'abbondanza, dalla chiave delle neuroscienze, perché effettivamente per quanti strumenti noi possiamo attivare, il cambiamento più profondo è quello che applichiamo all'interno di noi e quindi è quello che riconosce quali sono le componenti che bloccano un flusso, che ci impediscono di attirare quello che correttamente pensiamo di meritare, ma che il nostro sistema nervoso non ha le capacità o la possibilità di trattenere, proprio perché si difende da quello che è una mentalità che ormai si è installata come se fosse un software all'interno di tutta la nostra biologia mentale. Quindi è importante. E a questo proposito vi volevamo leggere l'introduzione di questo lavoro. Che abbiamo scritto, cioè ha scritto Esatto. Elena in realtà, però io mi sono Proprio, adeguato. no, Marietto è la mente sottostante Sì, la mente, ogni modifica. quello che mente. No, assolutamente. Andiamo avanti, All'interno troppo. di questo libro troverete quindi un approccio completamente diverso a tutte le tematiche che appunto ci affliggono e tutte le tematiche che generalmente desideriamo sbloccare proprio attraverso questi strumenti, che possono essere la radionica, la radiestesia, che possano essere i sigilli e qualsiasi altra modalità che fino ad oggi abbiamo comunque applicato integrando delle forze. Certo. Ma perché non farlo direttamente dal nostro sistema nervoso? Quindi vi leggo l'introduzione, questo fa parte proprio del libro Neurocapital, vi mostro ancora una volta la sua bellissima copertina, perché anche questo è frutto di lavoro, attenzione solo un secondo, eccolo. L'abbiamo fatto anche in ebook perché ci siamo resi conto che è più facile in alcuni ebook che abbiamo fatto stampare i circuiti, perché Esatto. fra un po' uscirà anche un nuovo nostro ebook cartaceo, 2 ne usciranno, però Sì, questi sì, qui sì. sono più friendly per stampare. A breve infatti saranno editi dalla Home Edizioni gli ultimi 2 lavori cartacei che troverete, quindi che proseguono Certo. il tesoro della magia radionica e che saranno ricchi di circuiti. Vi suggeriamo proprio per la praticità, comunque se giustamente ci sono gli affezionati della carta, Certo, no? certo. Della carta stampata e rilegata, io sono fra quelli. Lei è per questi. Non so se si nota. Non so se si nota dietro. Amiamo molto avere libri, però ci rendiamo anche conto che per una disciplina come la radionica, che richiede circuiti, che richiede la praticità di poterli stampare, ritagliare un libro è quasi come tirare un bestemmione in chiesa. Esatto, no? esatto. È brutto. Lei, io no, Tu non le fai queste cose, Io vero? no. Tu proprio non vai. Beh, scherzi a parte. Allora, l'introduzione, il dilemma dell'alchimista. Dobbiamo dissolvere l'illusione immediatamente. Il capitale non è materia, è una corrente. Guardiamo i mercati finanziari esattamente come i nostri antenati guardavano al meteo, come forze caotiche ed esterne governate da dei capricciosi o da turbolenze casuali, completamente al di fuori del nostro controllo. Controlliamo i grafici di borsa con la stessa ansia con cui un contadino scruta l'orizzonte in cerca di nubi tempestose. Ma questa è una visione newtoniana del mondo, meccanica, separata e obsoleta. Stiamo vivendo un cambiamento che rispecchia la transizione descritta dal teorico economico Jeremy Rifkin, che sta accadendo su una scala molto più intima della rivoluzione industriale. Ci stiamo muovendo da un'economia di estrazione a un'economia di neuroproiezione.
La verità, convalidata sin dalle leggi della termodinamica che dalle frontiere delle neuroscienze, è che il tuo conto in banca non è un registro statico, è un meccanismo di biofeedback, è un riflesso diretto e brutale della tua architettura neurale. La mente entropica, secondo la legge della termodinamica, la seconda legge della termodinamica afferra che in un sistema isolato l'entropia, il disordine, aumenta sempre, l'energia si disperde, le strutture crollano, la ricchezza, lasciata alla mercé di una mente non addestrata, segue questa stessa legge, si dissolve. La maggior parte degli esseri umani opera con una mente entropica. La loro energia cognitiva è dispersa dalla paura, frammentata dalla distrazione e consumata dall'imperativo biologico di sopravvivere piuttosto che creare. Stanno combattendo una guerra contro il disordine del mercato con un cervello che è essenzialmente un motore del caos. Ma esiste una forza opposta all'entropia, la sintropia. La sintropia. La sintropia è la tendenza verso l'ordine, la complessità è la coscienza. La vita stessa è sintropica e la ricchezza, quella vera, generazionale, trasformativa, è una struttura sintropica. Richiede una mente che agisca come un sistema di raffreddamento, abbassando la temperatura del caos per cristallizzare l'intento nella realtà. Secoli fa gli alchimisti cercavano la pietra filosofale, una sostanza capace di trasformare il piombo in oro. La storia li liquida come mistici o ciarlatani, ma la tradizione esoterica non ha mai riguardato la metallurgia. Il piombo è la vibrazione pesante e densa del cervello di sopravvivenza, l'amigdala ossessionata dalla scarsità, dal pericolo e dall'accumulo. L'oro è la corteccia prefrontale, che opera in stati di alta coerenza, visionaria, strategica e connessa al campo unificato delle potenzialità. Trasmutare il piombo in oro significa ricablare il cervello dalla paura al flusso, il flow. In questo manifesto colmeremo il divario che pochi osano attraversare. Cammineremo sulla linea sottile tra i dati concreti della neuroplasticità e le leggi immutabili della filosofia ermetica. Esploreremo come sistema reticolare attivatore, RAS, funzioni come un osservatore quantistico, facendo collassare la funzione d'onda della povertà o della ricchezza basandosi esclusivamente sulle tue aspettative neurali. Non sei un partecipante passivo nell'economia, sei l'architetto. Il mercato non sta accadendo a te, sta accadendo attraverso di te. Benvenuti in Neurocapital. Neurocapital, che qui metterò poi a video, quando farò il video, l'immagine del Quindi, cari amici, vi abbiamo presentato questo ebook che è uno dei 38 che Hildegard negli ultimi anni nei ritagli di tempo ha scritto. Questo qui l'ha scritto la mia Topolotta. Quindi se volete sapete il sostegno, l'aiuto. Quindi se volete sapete che potete acquistare o nel sito qui vedete sotto il ilde-garda.com oppure in Google Books o nei migliori bookstore online tipo il Genere dei Libri, Macro Librazzi. Esatto, fa parte comunque di una collana neuro qualcosa. Neurocapital, Neurohack, Esatto. insomma ce ne sono fatti all'interno ovviamente anni. di questi ebook, in particolare quello di cui vi abbiamo parlato oggi, ci sono comunque anche i protocolli per riaddestrare la propria mente. Esatto, Quindi, anche perché bisogna dire che la nostra Hilde da anni si esercita e lavora anche come ipnotista e quindi possono essere collegati anche sicuramente nella nel mio canale YouTube avrete trovato tra le varie playlist che ho organizzato nel corso degli anni anche quelli di riprogrammazione del subconscio. Esatto. Ho sicuramente condiviso altro materiale che potrete fin da subito utilizzare per lavorare autonomamente su quello che è proprio il sistema di convinzioni, fermo restando che privatamente in ogni caso siamo disponibili anche per lavorare in questo senso, per insomma seguire un percorso personalizzato che vi aiuti a ricablare proprio tutto il vostro discorso interno, le mappature della vostra narrazione interna, che poi sono quelle che offrono le coordinate della vostra vita. Quindi vi aspettiamo e con questi manuali operativi fin da subito vi potrete mettere al lavoro autonomamente. Con pochi euro. Esatto, Grazie. vi ringraziamo di cuore e grazie per essere stati con noi e alla prossima. Alla prossima, ciao.